Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con l'appuntamento del lunedì con ore 13 Salute. Quest'oggi parleremo di urologia, in particolare della diffusione delle terapie mini-invasive. Per approfondire questo argomento in studio il dottor Luigino Maccatrozzo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Treviso. Buongiorno dottore, grazie per essere qui con noi. E Salvatore Valerio, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale di Conegliano. Grazie anche a lei. Una volta si diceva primario, no? Adesso abbiamo due primari, allora quest'oggi qui con noi, per cui anche voi telespettatori che ci seguite con tanto affetto potete naturalmente approfittare come sempre per le vostre domande. Il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 1626 798, oppure sulla nostra pagina Facebook potete postare i vostri quesiti. Allora, terapie mini invasive, che cosa sono e in quali campi si sono introdotte queste terapie mini invasive, dottor Maccatrozzo? Allora, sicuramente è sempre stato un desiderio dell'uomo e naturalmente nel campo medico di avere la massima soluzione terapeutica con una minore invasività, cioè una soluzione di una malattia con meno traumi possibili. Si usano dei buchini per essere chiari e questo ha un risvolto sia in termini sanitari, perché il paziente ovviamente viene mobilizzato subito e dimesso precocemente dall'ospedale, anche in termini economici. E questo è un argomento sensibile a tutti in questo periodo. In questi tempi sicuramente, quindi è un vantaggio per tutti. Assolutamente, diciamo. Ma soprattutto per il paziente, perché il paziente ha, come diceva il collega Maccatrozzo, una ripresa immediata alle attività quotidiane, quindi l'impatto dal punto di vista psicologico è ovviamente ridotto rispetto ad una terapia tradizionale. Direi che l'urologia è la branca chirurgica, tu contraddicimi se, no. Che si è avvantaggiata di più tra le branche specialistiche delle nuove tecnologie, perché si usa sia dal punto di vista di approccio chirurgico, sia dal punto di vista endoscopico, endourologico, diciamo noi. E questo sia per la robotica, per il laser in particolare, l'argomento di oggi, in varie patologie. Ecco, quindi entrando un po' nel merito, no, dottor Maccatrozzo, in quali campi urologici state utilizzando maggiormente questo tipo di terapie innovative, immagino sicuramente assai gradite ai pazienti, assai più gradite rispetto alle terapie tradizionali, insomma, che come abbiamo detto prevedevano interventi chirurgici, alle volte insomma anche molto importanti. Ecco, il vantaggio dell'urologia, dell'apparato urinario di cui si occupa l'urologo, è che ha delle vie d'accesso anche che tradizionalmente da molti anni l'urologo o chi si occupava delle patologie urologiche utilizzava, quindi l'uretra, la vescica e gli ureteri sono delle vie urinarie come dei piccoli condotti che attualmente con questi strumenti molto piccoli possono essere esplorate senza dover fare tagli, cioè dall'esterno, e si raggiungono stesso gli organi che si devono curare, la prostata, le patologie vescicali, e si risale negli ureteri fino ai reni, dove si possono trattare patologie come la calcolosi o piccole neoformazioni in quei siti. Poi ci sono, come diceva il il collega, che utilizziamo anche la robotica e la laparoscopia, facendo sempre dei piccoli accessi con dei buchi, diciamo così, nell'addome, e si raggiungono reni, ureteri, vescica, prostata. Il robot viene utilizzato in maniera quasi preminente, si chiama laparoscopia robot assistita per la patologia neoplastica della prostata, e questa anche è una terapia mini invasiva.
Ecco, abbiamo già una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Michele da Treviso. Buongiorno, prego. Sì, vorrei sapere se l'eccessiva masturbazione dà problemi alla prostata. Va bene, grazie Michele per la sua domanda. Chi vuole rispondere? Direi che l'attività sessuale non è assolutamente nemica della prostata. Adesso ovviamente l'eccessiva masturbazione credo che sia più un problema di tipo psicologico che di un tipo legato a un apparato, insomma. Ecco, allora continuiamo quindi con il discorso che stavamo facendo, no? Uno degli usi, diceva il dottor Macatrozzo, nei quali state utilizzando molto queste nuove terapie mini invasive è la calcolosi urinaria, una patologia molto diffusa sia negli uomini che nelle donne, e quindi come può essere trattata? Ecco, la calcolosi urinaria interessa dal rene, gli ureteri, la vescica, ed è una malattia, una patologia che sicuramente nella sua vita un uomo o una donna può incontrare. Si dice almeno una colica renale uno nella vita può averla, che poi ci sia necessità di una terapia magari per espellere o per frammentare il calcolo, quello per fortuna no, ma quindi è una patologia che sicuramente è molto diffusa. La calcolosi urinaria si forma naturalmente nelle alte vie urinarie, noi diciamo nei reni alte vie urinarie, perché l'urina è una soluzione che di per sé contiene queste sostanze che si cristallizzano, che si aggregano e formano i cosiddetti calcoli. I calcoli, passando attraverso questi condotti che sono i calici, la pelvi, gli ureteri, danno le coliche perché c'è uno spasmo, c'è una contrazione al passaggio di questo corpo che è il calcolo, che chiude il passaggio dell'urina e abbiamo la colica molto dolorosa. È uno dei dolori, la colica renale è uno dei dolori più potenti che l'uomo conosce. E una volta risoluzione, a parte l'espulsione spontanea, si doveva intervenire chirurgicamente. L'avvento di strumenti endoscopici di piccolo calibro che hanno dei chip in punta attraverso delle fibre ottiche o addirittura si vedono benissimo, noi entriamo per le vie naturali, arriviamo fino dove è situato il calcolo e con una fibra laser lì, ecco, stiamo vedendo nell'immagine questo qui, che cos'è, dottore? Ecco, quello che abbiamo visto, questo è lo strumento che ci porta nelle alte vie urinarie, dove c'è il calcolo. Questo è un calcolo. Vedete che adesso qui vedrete una luce verde, si appare, comunque siamo in prossimità del calcolo, che è nell'uretere. Adesso apparirà forse una luce verde, comunque qui, individuato il calcolo, siamo risaliti con uno strumento che si chiama uretero-renoscopio flessibile, molto esile. Quando siamo arrivati in questo punto si appoggia la fibra, ecco. Adesso vedete, questo è il calcolo, l'immagine del calcolo all'interno del condotto urinario, uretereo, o più in alto si vede già la pelvi. Il calcolo si ferma nei punti, diciamo, più stretti, che sono, ecco, accanto voi vedete una guida, si intravedeva una guida che è lo strumento che ci permette di arrivare. Ecco la luce che si accende. Ecco, Andrea, poi si è interrotto il filmato, possiamo vedere ancora la luce che si accende e quindi questo, ecco, eccolo qui. E qui inizia il trattamento che comporta proprio la polverizzazione, voi cominciate a vedere la polverizzazione di questo calcolo, di questo sassetto, posso dire, che viene frammentato, non viene evaporato qui, viene frammentato. E quindi poi questi frammenti, diciamo, vengono espulsi attraverso l'urina. È come una sabbietta che poi naturalmente passa di dimensioni modestissime, passa attraverso la via urinaria. Ecco qui, praticamente sta scomparendo. È incredibile vedere come si riesce, ecco, no? Noi vediamo grande, in realtà lì parliamo di 1 centimetro, 2 al massimo 1,5 centimetri, ecco, di diametro di quel condotto. E quindi uno immediatamente sta bene, il dolore passa immediatamente senza
Il giorno dopo può essere dimesso, se no, in serata no, diciamo il giorno dopo può essere dimesso e può riprendere le sue attività. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sì, sono Mario da Cornuda. Sì, buongiorno Mario. Vorrei chiedere, buongiorno anche agli ospiti, vorrei chiedere ai medici, io sono stato sottoposto a TURP 2 volte e oggi ho ancora una prostata di 8 centimetri. Mi era stato detto tempo addietro che per eliminare questo problema bisognerebbe intervenire tagliando, ecco, non in laparoscopia come si dice. È una cosa fattibile, anche perché spesso ogni 2 o 3 mesi ho degli episodi di ematuria abbastanza, come si dice, forti. Sì, allora adesso le risponde il dottor Valerio, la regia chiama la pubblicità, allora ci interrompiamo per un attimo di pubblicità, subito dopo le risponde il dottor Valerio, a tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta con Ore 13 Salute, stiamo parlando di terapie mini invasive in urologia. Allora, prima della pubblicità, la telefonata di un nostro telespettatore, dottor Valerio, che le faceva una domanda ben precisa relativamente a questo problema di ipertrofia prostatica. Non conoscendo il signore io posso dire questo, nel senso che i volumi che definiva e la tecnica che chiamava in causa era una tecnica tradizionale, seppure endurologica, che è una tecnica consolidata. Bisogna essere ben chiari in questo, nel senso che la resezione di prostata è per definizione una terapia disostruttiva, non si elimina tutta la prostata, per cui invocare una laparoscopia per una malattia benigna della prostata è assolutamente irragionevole. Per quello che riguarda la recidiva, in un paziente come il signore bisogna intanto verificare qual è la causa del sanguinamento delle urine. Numero 2, escludere problemi cicatriziali, perché alcuni di noi hanno delle capacità cicatriziali diciamo esasperate rispetto agli altri, e poi procedere alla terapia, che in questo caso potrebbe essere o la terapia tradizionale, in questi casi sì, quindi la chirurgia tradizionale, oppure con il laser, una TULEP o TUVEP, cioè una vapororesezione della prostata, che consente la riduzione del volume, una ridotta possibilità di ricicatrizzazione, ma ribadisco che bisogna capire il problema del signore qual è? Ecco. Beh, certo, chiaramente non si può fare una diagnosi così sulla base di queste indicazioni. È chiaro comunque che anche in casi simili, insomma, a quello di questo signore, queste nuove terapie possono dare un aiuto importante. Assolutamente, no? Sì, perché il vantaggio del laser nell'applicazione della prostata è proprio il fatto di poter affrontare con più, ecco qui vediamo l'esempio di una vapororesezione, delle patologie del genere con ridotti sanguinamenti, perché dobbiamo ricordare... Quindi questo è il laser, mi scusi dottore, che stiamo vedendo. Questo è il laser che incide la prostata, la luce serve a puntare, cioè, siccome il laser è uno strumento anche che può far danni, su questo bisogna essere chiari, a puntare la direzione della fibra e condurre una resezione in modo assolutamente regolare. La possibilità aumentata di questi strumenti è quella di poterla adottare anche i pazienti che usano farmaci ormai di uso comune, quali gli antiaggreganti, gli anticoagulanti. Ormai i cardiopatici sono in aumento. La vita media sta aumentando, per cui si può usare con più, non dico leggerezza, ma ridotti sanguinamenti in questi pazienti. Quello che vorrei dire anche al signore che ha telefonato prima è che noi parliamo di tecniche meno invasive per l'ipertrofia prostatica,
però esistono le terapie tradizionali da cui non si può prescindere, cioè non si può passare direttamente alla laurea senza passare dalle elementari, per essere chiaro. Sono tecniche ancora valide che trovano una loro indicazione e sono assolutamente di pratica quotidiana, insomma. Ecco, ci sono quindi dei casi per i quali voi andate direttamente alla terapia tradizionale e altri invece per i quali valutate sì, assolutamente sì, nel senso che l'ipertrofia prostatica, come lei sa, è una patologia molto comune, soprattutto intorno ai 60 anni, 50-60 anni, ma più 60, circa il 60% del sesso maschile ne affetta, un ingrossamento della ghiandola che crea un'ostruzione. I vari tipi, i gradi di ostruzione determinano la gravità del caso. E il volume della prostata, lei ha dei volumi piccoli di prostata che possono essere ostruenti e dei volumi grandi che possono non essere ostruenti, quindi ogni caso è un caso a sé e ogni caso trova la sua terapia. Ecco, dottor Macatrozzo, ritorniamo alla calcolosi urinaria. Abbiamo visto come viene trattata con queste nuove tecnologie, con il laser, con questi nuovi strumenti. Anche per la calcolosi renale o insomma delle vie urinarie, così come per la prostata, c'è una differenziazione insomma, tra terapia tradizionale e queste nuove tecnologie? Cioè, nel senso, si usa ancora anche la chirurgia tradizionale? Qual è la discriminante? Ecco, molto meno che in passato, cioè siamo arrivati che forse un 5% di pazienti affetti da calcolosi renale, cioè che hanno il cancro nel rene, necessitano di anche una chirurgia, quando c'è una malformazione renale, cioè quando abbiamo una pelvi, noi diciamo, dilatata congiunto, cioè un breve tratto dell'uretere che è stretto, quindi che dobbiamo asportare e rifare quel condotto, e la calcolosi è secondaria a questa stenosi, o quando c'è associata anche qualche malformazione che è rara dei calici, allora, ma diciamo nel tempo è andata riducendosi a meno del 5% la necessità di chirurgia. C'è anche un tipo di chirurgia che è sempre mini-invasiva, che però prevede l'approccio attraverso la cute per via lombare, che si chiama percutanea, e allora si introduce naturalmente anche lì un endoscopio che dopo aver dilatato la via arriva fino nei calici, è un intervento però maggiore per calcoli maggiori. Quando i calcoli superano 1,5 cm, 2 cm, la via retrograda mini-invasiva attraverso la via naturale, con fibre molto esili, endoscopi molto esili, sarebbe troppo lunga. E allora è preferibile questa, che è sempre una terapia, diciamo, bassa invasività, che però è un intervento che è sempre maggiore del primo per via endoscopica, si chiama percutanea. In quel caso hai strumenti maggiori e quindi puoi frammentare e asportare anche frammenti maggiori. La chirurgia invece è riservata solo quando ci sono malformazioni associate alla calcolosi. Ecco, le faccio una domanda perché mi è sorta una curiosità. Prima lei diceva nella vita si dice che quasi tutti hanno una colica renale, quindi insomma sì. Speriamo di no, però purtroppo sembra che i dati insomma siano questi. Si dice sempre prevenire è meglio che curare, quindi cioè, come mai è così diffusa questa malattia e che cosa possiamo fare per prevenire o per evitare insomma di arrivare poi alla chirurgia più o meno invasiva? Ecco, diciamo, a parte i pochi casi in cui c'è una tendenza familiare, quindi un'alterazione metabolica, sicuramente una idratazione ridotta, cioè uno beve meno del litro e mezzo di liquidi, non è solo acqua al giorno, l'alimentazione ricca di carni rosse in particolare, quindi che producono alla fine nel metabolismo acido urico che va a finire nelle vie urinarie, che formano degli urati di calcio e che formano i calcoli. Quindi un'alimentazione che deve essere bilanciata, povera, direi, di proteine animali e soprattutto delle purine, che sono queste
proteine presenti soprattutto nelle carni rosse. Una volta si diceva anche i formaggi, ricordo, no? Alcuni dicevano il calcio dei formaggi fa venire i calcoli. È una vox populi, una diceria, oppure c'è anche un fondamento? È più una vox populi, anche se naturalmente i formaggi, soprattutto grassi, contengono anche un'alta percentuale di proteine e quindi anche lì possono entrare nell'assunzione di troppe proteine che poi devono essere metabolizzate e eliminate in parte anche nelle urine. E anche lì possono entrare, ma non è che un'assunzione abbondante di calcio di per sé porti di conseguenza sempre alla formazione di calcoli. Quindi questo è stato limitare le proteine, ecco, limitare le proteine, bere molto, questi sono i consigli. Le due consigli sono questi. Strenui difensori della dieta mediterranea, come si dice. A tutti i costi. E quindi insomma un po' per tutte le patologie stiamo vedendo alla fine è quella più indicata sostanzialmente. Sì, tra gli alimenti dopo sempre c'è quello che mi domanda, ma il pesce, no, piano, ci sono dei pesci tipo i crostacei che sono buonissimi, però contengono alte dosi di purine, di queste sostanze, di queste proteine che anche quelle contribuiscono a formare poi i calcoli in chi è soprattutto ha un po' di metabolismo alterato, ma diciamo alcuni pesci sicuramente va bene e noi consigliamo anche la carne di pesce, però però sappiate i crostacei sono più a rischio per determinare anche la formazione di calcoli. Ecco, quindi insomma siamo avvisati tutti su cosa dobbiamo scegliere quando si va a mangiare al ristorante. Ecco, ma a parte gli scherzi, dottore, ne abbiamo già accennato precedentemente vedendo il filmato, ma quali sono effettivamente i vantaggi del laser nella terapia della calcolosi? I vantaggi sono soprattutto diciamo, abbiamo parlato prima, minore invasività, tempi di esigenza minori e anche l'ampliamento dell'utilizzo, sempre più abbiamo visto persone anziane, la popolazione invecchia, questo è un dato, quindi quello che una volta a una certa età non si poteva fare adesso invece con queste terapie possiamo fare, anche il vantaggio appunto di frammentare il calcolo. Una volta si aspettava per dire che uno espellesse il calcolo, quindi c'erano tempi di attesa, di coliche, di rischi di infezione molto maggiori. Questo invece ci permette addirittura di aggredirlo fino ai primi coliche, dire uno arriva di notte con una colica, vediamo che il rene è sofferente, il giorno dopo, avendo la possibilità, noi andiamo già a frammentare questo calcolo e liberare la via urinaria, perché la complicanza dell'ostruzione può essere il danneggiamento della funzione renale e rischio di infezioni, grosse infezioni che possono essere febbri, infezioni urosettiche, possono essere anche quindi, complicanze insomma, molto gravi. Complicanze molto gravi e molto rischiose per il paziente. Certo. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Mario Treviso. Buongiorno. Volevo chiedere, la BCG, che è un trattamento sulla vescica, vorrei sapere, siccome che sugli effetti collaterali che intacca anche dove c'è delle parti atrosi, come si può curare questo effetto qua? Perché sulle parti atrosi purtroppo fa male. Grazie Mario. Chi vuole rispondere? Non so cosa sia. No, il BCG è un trattamento con il bacillo di Calmette-Guerin, che sarebbe una vaccinazione contro la tubercolosi. È stato scoperto che utilizzato in casi selezionati in pazienti che hanno dei problemi, delle neoplasie vescicali, ecco, dico il termine così molto tecnico, riduce il riformarsi delle queste neoplasie. È una immunità cellulare, cioè aumenta le difese della parete vescicale verso il riformarsi di queste cellule tumorali. C'è una rara complicanza di questa instillazione
in cui c'è un'infiammazione anche sulle articolazioni, o parte della bicigite che è un'infiammazione, infezione locale della vescica, ma ci sono anche delle localizzazioni di reazioni immunitarie in articolazioni, ecco che è una rara complicanza dell'instillazione del BCG. Ma questa c'è ed è descritta in letteratura, ma dico che ultimamente quei dosaggi che vengono utilizzati... Anche perché è un salvavita, diciamo, in questo senso. Non è una terapia importantissima. Sì, non è una terapia che si fa per tutti quelli che hanno i papillomi vescicali, ma soprattutto le forme magari più aggressive, che hanno però anche questi rischi. Sono insomma degli effetti, diciamo, di effetti collaterali, che si possono e quello delle verificare. Articolazioni, effetti sulle articolazioni addirittura è molto raro, sì. Ecco, allora ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, subito dopo ritorniamo in studio per parlare di mini invasività in urologia. Tra poco. Rieccoci in diretta con Ore 13 Salute, stiamo parlando delle terapie mini invasive in urologia. Abbiamo visto quelli che sono i vantaggi per quanto riguarda la calcolosi renale delle vie urinarie, dell'utilizzo del laser. Per quanto riguarda invece il trattamento dell'ipertrofia prostatica, dottor Valerio, quali sono i vantaggi di questo tipo di tecnologie? I vantaggi sono assolutamente i medesimi che diceva il dottor Macatrozzo, cioè un minor dolore, minore ospedalizzazione, maggiore utilizzazione e ricorso alle terapie risolutive anche in presenza di farmaci che possano limitare l'operabilità di un paziente. Mi riferivo a quello che affermavo prima. Quindi il paziente viene dimesso subito e quindi minor costi economici. Quello su cui bisogna essere chiari è il fatto che la terapia dell'ipertrofia prostatica, anche se molti arrivano in ambulatorio cronicizzati da farmaci che prendono per anni e anni e anni, quando è l'ipertrofia prostatica ostruente, bisognerà che il paziente si rivolga all'urologo per una terapia disostruttiva. Mi riferisco a pazienti che vanno a mingere ogni ora, che si svegliano 7-8 volte di notte, che fanno la pipì sulle scarpe, come si dice volgarmente, e che hanno poi tutte le altre manifestazioni che complicano il decorso di una malattia del genere, quale una ritenzione di acuta d'urina, fino nei casi estremi. Ecco. Queste sono cose... Sono anche comunque, diciamo, patologie che hanno un impatto abbastanza forte anche nella qualità della vita della persona. Sì, no? Assolutamente sì, perché addirittura i pazienti, i prostatici nei casi più avanzati limitano anche l'apporto di acqua e quindi l'insorgenza dei calcoli, come diceva il dottor Macatrozzo, proprio per gestire la propria vita in questo senso. Non bevono per non svegliarsi di notte sono dei danni. E quindi si innesca un meccanismo molto pericoloso anche per altre conseguenze, per insomma, organi, perché negli stadi più avanzati noi abbiamo, per un meccanismo di ritenzione cronica d'urina in vescica, un interessamento anche dei reni, per cui il paziente può andare in insufficienza renale. È tipico il caso del paziente che dice di essere incontinente in questi casi. In realtà il termine tecnico è l'iscuria paradossa. Cosa vuol dire? Vuol dire che avviene una tracimazione delle urine dalla vescica all'esterno, perché il contenuto è così importante da non poter essere appunto contenuto in vescica. Questo si riflette sui reni, perché si ha un meccanismo di pressioni per cui si fa un reflusso, insomma dei danni importanti. Ecco, allora abbiamo un'altra chiamata in linea, sentiamo. Buongiorno, chi parla? Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Vorrei chiedere per cortesia a uno dei medici come che si può prevenire la cistite e da cosa viene così.
Bene, grazie signora. Sicuramente è una domanda comune a moltissime persone, no? La cistite, malattia molto frequente nelle donne, ma non solo. Chi vuole rispondere? La cistite sicuramente accompagna la vita della donna e soprattutto alcune donne in tutto il loro arco di vita. Questo per una diminuzione, diciamo, delle difese immunitarie che la donna può avere in vescica. Ma ci sono dei picchi anche determinati di incidenza delle cistiti dai periodi che ha la donna, cioè vediamo che nel periodo della fertilità ha una certa incidenza e in genere è collegato questo e all'attività sessuale, non perché la cistite sia una malattia trasmessa sessualmente, ma perché si è visto che dopo un'attività sessuale sicuramente all'interno della vescica ci sono numerosi batteri. Questo, se è associato a una scarsa idratazione, a uno svuotamento della vescica ritardato, può provocare uno sviluppo di questi germi in vescica e determinare una cistite. Cosa facciamo per prevenire, oltre a vedere se ci sono delle situazioni che favoriscono un abbassamento della vescica, che si chiama cistocele? Sicuramente è importante una regolarizzazione intestinale. I germi che causano la cistite sono tutti germi, al 90% germi intestinali, dall'Escherichia coli all'enterococco. Quindi regolarizzazione intestinale, come un orologio svizzero, con vari aiuti la donna o l'uomo che è meno soggetto devono curare questo. Idratazione, perché svuotando la vescica più frequentemente eliminiamo anche la quantità di germi che sono entrati. Terza cosa, ho detto attenzione non tanto all'attività sessuale, che peraltro non è che sia la causa, però cercare di avere un'attività sessuale a vescica vuota o sicuramente svuotarla dopo l'attività. Direi dopo recidivare delle infezioni, usare anche, adesso ci sono molte sostanze non antibiotiche, dall'estratto del cranberry, che il cranberry è il mirtillo rosso, il dimannosio, uva ursina, e prendere con una certa regolarità, non occorre neanche ricetta medica, si trovano anche varie anche nei supermercati. Sono delle sostanze naturali che diminuiscono la quantità di batteri in vescica. Se poi invece le infezioni si complicano, sicuramente bisogna fare una visita urologica e approfondire con ecografia o con altre indagini, vedere se non ci sono delle situazioni favorenti. Ecco, grazie mille, grazie dottor Macatrozzo. Ci scrivono anche via Facebook alcuni nostri telespettatori. Allora, Maria Sole scrive: ho sentito parlare di un nuovo robot per gli interventi urologici. C'è all'ospedale di Treviso e per quali interventi viene utilizzato? Penso faccia riferimento al robot Da Vinci, sì, se non sbaglio, no? Questa, diciamo, complicata attrezzatura importante e costosa è utilizzata in urologia ormai da 15 anni, qui a Treviso l'abbiamo da 4 anni e è l'applicazione della tecnica laparoscopica, e quindi viene utilizzata anche semplice laparoscopia, ma qui è sotto il controllo di braccia meccaniche e guidata dall'operatore a distanza. Ha una visione ottimale, perché si dice in 3D, quindi una visione tridimensionale, e a minore invasività. La patologia che viene elettivamente curata con questa tecnica, che dico è sempre laparoscopica, anche se il robot è l'insieme di questo, dove c'è la console di comando, le braccia operative e un monitor che ci permette di vedere all'interno dove vengono mosse queste braccia operative. Ecco, la patologia è soprattutto il carcinoma, il tumore della prostata, perché addirittura la prostata si trova in un campo molto difficile da raggiungere, o più difficile da raggiungere perché è in fondo allo scavo pelvico, e lì proprio l'ideale questa tecnica.
ci permette di vedere bene, di operare con minor sanguinamento, di salvaguardare certe strutture delicate con forse maggior quantità, perché sappiamo che questo intervento è gravato da un certo danno delle fibre che conducono i nervi dell'erezione, quindi della potenza, ma non è garantito. E sicuramente può permettere di salvaguardare meglio anche la funzione della continenza. Parlo dell'intervento per il tumore della prostata, che si chiama prostatectomia radicale. Altri utilizzi sono anche nei tumori renali e per la ricostruzione anche delle certe delle patologie delle vie urinari, come la pielo-ureteroplastia, quando abbiamo un tratto di uretere ristretto sotto le rene e per cui viene asportato questo tratto ristretto e si ricostruisce utilizzando questa attrezzatura la via urinaria in maniera di renderla il più simile all'originale. Ecco, grazie. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Chi parla? Sono Giuseppe da Villorba. Buongiorno Giuseppe, prego. Ecco, volevo chiedere, intanto buongiorno a tutti, volevo chiedere al dottor Macatrozzo, essendo stato lui il mio chirurgo, essendo stata asportata la prostata, diciamo, questa ghiandola, non si potrebbe, da qualche anno diciamo così, non si potrebbe mica riprendere una vita anche in parte sessuale? Non c'è nessun sistema per riprendere un po' questa vita sessuale? Mi sono spiegato? Sì. Ecco, grazie mille Giuseppe. Allora, le rispondiamo tra un attimo. Ancora in linea alla regia per la pubblicità, subito dopo torniamo con la risposta. Pubblicità. Ecco, rieccoci in diretta con Ore 13, abbiamo sentito prima della pubblicità la telefonata del signor Giuseppe. Dottor Macatrozzo, come possiamo rispondere al nostro telespettatore? E allora bisogna sapere, intanto, c'è un grado anche di deficit erettile successivo all'intervento di prostatectomia radicale. Sicuramente se il grado è minore, i farmaci utilizzati vasoattivi, che sono dal sildenafil al tadalafil all'avanafil, dico i nomi chimici, se volete vi dico anche i nomi commerciali perché ormai sono conosciuti: Viagra, Cialis, Levitra, questi sono i nomi commerciali, che tra l'altro la Regione Veneto in un progetto di riabilitazione post intervento li concede anche gratuitamente, con un piano terapeutico che deve essere fatto però dallo specialista. Ma sappiate che tutti i pazienti che sono stati operati di prostatectomia radicale o radioterapia e che hanno queste problematiche hanno diritto di avere questi farmaci. E questo è il primo step. Ho detto, parliamo di gradi. Se non rispondono a questa terapia, i pazienti possono avvalersi anche di terapie iniettabili direttamente sull'organo. Però sono terapie con prostaglandine, possono essere dolorose, ma se un paziente impara all'autosomministrazione è una terapia accettabile con buoni risultati. Se però siamo di fronte, nonostante queste terapie, a un grado di deficit erettile diciamo importante, sicuramente l'unica soluzione è la riposizione di protesi peniene, che però a cui bisogna pensarci bene, perché c'è una distruzione del tessuto erettile e è una via senza ritorno, e anche lì possono esserci delle complicanze. Ma ci sono questi 3 gradi di terapia e in base naturalmente i gradi anche ai gradi del deficit erettile. Ecco, lei voleva aggiungere qualcosa, sì, no, dottor Valerio? Essere chiari su questo aspetto, perché io capisco, noi siamo davanti al dramma di una scelta, nel senso che capisco il dramma di una scelta per un paziente giovane che si trova ad affrontare un dramma del genere, fare una scelta terapeutica per quello che è la sua vita sessuale di relazione del futuro. Bisogna intanto partire dal presupposto che la maggior parte dei pazienti, io non so il caso specifico, arrivano a una diagnosi di tumore alla prostata che hanno un diabete
che è già un fattore favorente un deficit erettile, terapia antipertensiva, anche quella un fattore favorente, insomma vari gradi che già porterebbero a un deficit erettile nel tempo il paziente. E poi bisogna essere chiari su una cosa, sia il dottor Macatrozzo che io ci avvantaggiamo di tecnologie nuovissime, la robotica, la 3D, è la stessa assolutamente cosa, ma bisogna essere chiari, e questo dal punto di vista di dati di letteratura, l'ultimo, il più recente, nel dicembre 2017, su 23.000 pazienti studiati, chirurgici, urologici o ginecologici, risultati funzionali e oncologici tra robotica e laparoscopia i medesimi, un po' più di vantaggio rispetto alla tradizionale, molto vantaggio per i costi economici, nel senso che se noi usiamo un robot in modo multidisciplinare, l'urologia, la chirurgia, l'oncologia, la laparoscopia anche in questo senso può essere utilizzata, però il robot non fa miracoli, le terapie miracolistiche non esistono. E questo bisogna essere chiari, bisogna fare un patto con il paziente in questi termini. Non si può illudere insomma il paziente che anche queste modernissime, nuovissime tecnologie possano fare miracoli. Si ha una riduzione delle conseguenze o complicanze, come vogliamo chiamarle, ma sicuramente incidono nell'una e nell'altra tecnica. Su questo bisogna essere assolutamente chiari, perché il paziente deve essere consapevole della scelta e aiutare l'urologo a fare la scelta per la propria vita. Cioè, bisogna essere radicali per portare a casa la pelle, per essere chiari, o per le funzioni. Questa è una scelta che bisogna condividere con il paziente in modo netto e chiaro. Certo, su questo penso non ci siano dubbi. Allora, ritornando alle applicazioni del laser in urologia, abbiamo visto i calcoli, abbiamo visto l'ipertrofia prostatica, ci sono anche altre applicazioni di questa nuova tecnologia? Certamente, ci sono altre applicazioni. A cominciare, se saliamo nella via urinaria, le stenosi dell'uretra sono una complicanza, delle volte sono anche congeniti oppure conseguenti a traumi, conseguenti ad infezioni, sono delle ristrettezze, delle stenosi, diciamo noi, dell'ultimo canale che porta l'urina dalla vescica all'esterno. Purtroppo hanno tendenza queste stenosi a recidivare. Allora ci sono degli interventi classici con delle lame a freddo, ma si possono incidere questi anelli ristretti lungo questo tubicino che è l'uretra anche con il laser. Risultati sembrano migliorativi, ma a lungo termine bisogna valutare, perché purtroppo la stenosi non è solo della parte interna dell'uretra, ma coinvolge anche, diciamo, il corpo spongioso, che è la parte che avvolge proprio l'uretra. E quella è una cicatrice che talvolta, anzi spesso, si riforma. Comunque, risalendo, il laser può essere utilizzato anche per neoformazioni vescicali, diciamo solo in certi casi, ma può essere, abbiamo visto, utilizzato per la prostata, sicuramente per l'ablazione dell'ipertrofia, ma anche per coagulare dei vasi sanguinanti all'interno della prostata. Se saliamo nel campo delle alte vie urinarie, ci sono piccoli polipi, papillomi delle alte vie urinarie, sicuramente queste fibre permettono la coagulazione, l'ablazione di queste piccole neoformazioni. Abbiamo dei pazienti che purtroppo a quell'altezza, lungo queste vie, non hai tanti strumenti da poter asportarli e devi solamente, noi diciamo il termine tecnico, ablarli, diatemocoagularli, e tendono a riformarsi. Quindi con queste tecniche e con queste fibre piccole e strumenti esili puoi ritornare più volte a nel caso di recidive, insomma, che purtroppo su certe
papillomi, li chiamiamo così, delle altre vie, c'è questa tendenza a riformarsi e sanguinano, quindi noi dobbiamo reintervenire diatermocoagulando con queste fibre laser. Certo, allora ancora una telefonata, penso l'ultima perché ormai il tempo sta per terminare, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno, siamo da Roncale, Pellegrini. Buongiorno, prego. Volevo sapere come mai l'ipertrofia prostatica si manifesta principalmente di notte e non di giorno, perché solo la notte? Io ho il problema solo di notte. Grazie. Allora, diciamo, per usare una terminologia un po' più chiara, sì, durante le fasi notturne l'immobilizzazione, il riposo provoca una congestione della prostata, per cui per essere ancora più chiari, un intrappolamento della circolazione. Infatti si nota che il paziente prostatico al mattino al risveglio fa una prima minzione, poi 2 o 3 passi, fa per colazione, prende il caffè ed ha la necessità di ritornare di nuovo in bagno, proprio perché si riattivano i meccanismi circolatori e risvegliano determinate funzioni. Quindi la fase notturna impegna anche in questo senso. Ecco, questo magari lo chiedo io, penso a nome del paziente che ha già messo giù, ma c'è qualcosa che si può fare, diciamo, per migliorare il riposo notturno di questi pazienti? Era quello che dicevo prima, nel senso che la terapia medica può fino a un certo punto. I farmaci cronicizzano la malattia, ma dal punto di vista di risoluzione, quando siamo a più minzioni notturne, quando la vita sociale diventa impossibile, bisogna disostruire, cioè operare, perché per definizione la patologia prostatica, quando è ostruente, i farmaci sono solo sintomatici, cioè limitano i disturbi, non bisogna ricorrere all'intervento. Sì, ma è un consiglio così molto pratico, ma sicuramente questa è la soluzione, ma ridurre l'apporto di liquidi dopo le ore 18, non bere tanti infusi o birre alla sera, perché questo chiaramente porta a dover espellere durante la notte più quantità di urina. Ecco, ma questi sono trucchetti, ecco, non è che portano alla risoluzione del problema. Ridurre comunque l'apporto di liquidi, soprattutto di certi liquidi, ho detto alcolici, anche quelli sono diuretici, e se ne abbiamo in quantità anche maggiore, anche la quantità di liquido introdotto. Quei liquidi che stimolano la diuresi inevitabilmente durante la notte. E poi l'attività fisica, perché alla nostra età, il dottor Macatrozzo, l'attività fisica è importantissima, su questo non c'è dubbio. Quindi fa bene anche per questo tipo di patologia. Assolutamente, per il fisico e per lo spirito, soprattutto sì. Leggevo un articolo un giorno del professor Compianto Veronesi che diceva: se lo sport fosse una pillola tutti la prenderebbero. Sì. Dovrebbero prenderla. Come fosse una medicina. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie al professor Luigino Macatrozzo, primario dell'urologia dell'ospedale di Treviso, e al dottor Salvatore Valerio, primario dell'ospedale di Montebelluna, grazie per essere stati qui con noi e grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. Ore 13 torna domani, buona giornata.